Benvenuti alla nuova rubrica dedicata ai più piccini, la posta di Pupasso, in compagnia del nostro amico tenerone morbidone che vi presento Pupasso! Ciao, ciao bambini, ciao! Ma soprattutto ciao mammine! Sì, ciao mammine, ma anche ciao ai papà all'ascolto! Sì, vabbè, Sì? ciao anche loro, sì, ma soprattutto ciao mammine! Bene, ciao a tutti! Chi ci scrive oggi, caro Pupasso? Oh, oggi ci scrive il piccolo Matteo e ci dice: quest'anno mamma e papà mi vogliono portare in ferie in montagna. Wow. Quei cancari non hanno ancora capito che a me piace il mare. Ma no, Hai cara. qualche consiglio per non rompermi i totani una settimana in montagna? Scusa, controlliamo i testi magari prima del leggerli. Sì, avevo già tolto gli insulti alla mamma, sì, ho tenuto solo le parti buone. Allora, caro Matteo, non vuoi romperti i totani per una settimana in Ancora? montagna? Chiama i servizi sociali, fai una denuncia anonima, passerai qualche giorno da solo, mentre i tuoi genitori saranno in caserma per accertamenti. Ma non mi pare il caso che imputare sta casa da solo. Scusa, Vabbè, in sempre effetti non è Pupasso. una soluzione. Dopo qualche giorno, senza prova, torneranno a casa. Sì. Ma non è questo il punto. Ma se sei d'accordo con me, approfitterei di questa domanda per dire a tutti i bambini quali sono le regole del comportamento nel bosco. Ecco, questo è più interessante ed educativo. Le regoline per comportarsi nel bosco. Vai, Ecco le Pupasso. 3 regoline d'oro per la sicurezza in montagna. Vai, Pupasso. Regolina numero 1. Nel bosco potete divertirvi a raccogliere i funghi, ma prima di mangiarli puliteli per bene dalla terra. No, ma... Regolina numero 2. No, scusa un secondo, ma magari se velenosi, cioè non è il problema. Ma scusa, i lamponi e le more non fai anche così con... Sì, ma i funghi può essere Oh, velenosi. va bene, allora sciacquateli nella vostra lattina di birra, d'accordo? Ma, Ecco. ma i putai non ha birra sul bosco, scusami Pupasso. No, vabbè, no, se- insomma, lasciamo stare. Regolina numero 2. Se lungo il cammino trovate un sasso sul sentiero, attenzione, può essere pericoloso e allora date un calcio molto forte e fatelo rotolare giù per la Ma scarpata. no, non è un messaggio da dare. che? Ma se te trovi una masegna sul sentiero, bisogna spostarla, ma Ma non non buttare. è mica che un bambino si scapussi per terra e si sbucci in ginocchio! Ma se che sei una famiglia che va a funghi in mezzo al bosco, Oh, scusa. adesso si possono raccogliere i funghi e prima no, scusa, dai, per Ma non è piacere. questo il punto, Pupasso. Uffa, ma che Ho paura- babbamoccolo che sei! Ho paura di sentire è a terza Allora, regola. la terza regoletta è questa. Attenzione cari bambini agli incendi nel bosco. Per cui mai gettare il vostro mozzicone di sigaretta giù nel bosco. Mi raccomando, No, Pupasso, non no, gettatelo- questo no, ma i putai non fuma, ma Ma scusa, come, ma che bambini ci sono Ma adesso? come adesso? Non Uffa. gli sei mai stato putai che fu Pupasso. Vabbè, vi chiediamo scusa per i messaggi che ha dato Pupasso, chiedi scusa, saluta il nostro Dai, pubblico. scusa, va bene, ciao bambini, Bambini. ciao. Ma soprattutto, ciao Milfone. No, Milfone, taglia tutto, Pupasso, ma non si ma dice che così. l'ha detto di male? Taglia. Uffa. Ti pare roba da dire?